Akragas si va avanti con gli adempimenti più importanti. All'iscrizione della squadra al prossimo campionato, avvenuta lo scorso 30 giugno, bisogna far seguire la fideiussione, cosa che la società sta facendo. Intanto, a quanto pare, sembra quasi decisa la riconferma in panchina del mister Lello di Napoli, il quale, come è noto, malgrado avesse ricevuto delle chiamate da altri club, ha atteso che a chiamarlo fosse invece l'Akragas. Anche questo dell'allenatore è un punto importante per costruire la nuova squadra e affrontare per il terzo anno consecutivo la Lega Pro, che torna a chiamarsi Serie C. Ma i problemi non sono certo finiti e riguardano ormai quasi totalmente lo stadio Esseneto, dove non c'è solo l'impianto di illuminazione da realizzare. Interventi urgenti riguardano anche i servizi igienici, sprovvisti tra l'altro di porte. Insomma, prima dell'inizio del campionato c'è da lavorare sodo anche per far fronte a questo tipo di esigenze. Per l'impianto di illuminazione potrebbe arrivare un'altra deroga, per tutto il resto bisognerà muoversi per venire incontro alle esigenze degli spettatori.